Se pensavate che il presepe si fa solo a Natale, vi sbagliate e chi entrerà nella chiesa di Mignagola ne avrà la prova. Le statuine in ceramica, le case, le palme, i fondali. È da più di un anno che Cristina Zaniol si è impegnata per la sua realizzazione. Questo presepe è una novità perché lo fanno in pochi. È diversi anni che cercavo di farlo perché secondo me era qualcosa di diverso, non sempre il solito presepio. E allora quest'anno, assieme con altre persone, ho cercato di presentarlo alla parrocchia. Nel presepe di Pasqua viene raffigurata tutta la passione di Cristo, l'ultima cena, Gesù nell'orto degli ulivi, Cristo giudicato da Pilato, la crocifissione, la morte e la sepoltura, infine la risurrezione. Per molti aspetti questa celebrazione è la festa più importante della religione cristiana, rappresenta il momento in cui Gesù Cristo è morto e risorto, dimostrando di essere realmente il Figlio di Dio. E visto che il presepe si fa per festeggiare la sua nascita, perché non farlo anche per celebrare la sua risurrezione? La gente mi ha fatto tanti complimenti perché è una cosa che loro non hanno mai visto. È un'idea nuova che potrebbe essere anche proposta in altre parrocchie.